Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno. Martedì 23 settembre. Pregare incessantemente per la pace. La parola al primo posto. Gli uomini non hanno fatto la volontà di Dio, il Dio della pace, ma hanno fatto la propria volontà. Noi dobbiamo impegnarci, come mai abbiamo fatto prima, a compiere perfettamente la sua volontà, che si esprime nelle sue parole. Le sue parole oggi devono avere per noi un'importanza molto speciale. Se abbiamo scelto Dio come ideale, e questa è la nostra identità, se lo abbiamo messo al primo posto, ciò richiede in pratica che mettiamo al primo posto nel nostro cuore la sua parola, la sua volontà. Questa deve essere al di sopra di ogni altra cosa. Attraverso di essa, Cristo rimarrà nel nostro cuore e così saremo tutti più compatti, più uniti, saremo più uno, condividendo tutto, pregando efficacemente gli uni per gli altri affinché torni la pace. Per questo, e prima di tutto, affinché torni la pace, non smetteremo di pregare. Martedì 23 settembre. Pregare incessantemente per la pace. Chiara Lubich, collegamento del 24 gennaio 1991. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.